Euroregione News. Basket, la nazionale del futuro a Codroipo. 3 giorni di allenamento intensi finalizzati soprattutto alle selezioni con l'allenatore della nazionale italiana Bogdan Tanevich, che è stato accolto dal sindaco Fabio Marchetti con la collaborazione della squadra di pallacanestro codroipese. Sono conosciuto allenatore, sfortunatamente già 46 anni allenatore, allora con grande esperienza abbiamo organizzato questa squadra che la chiamiamo la generazione 2023, dunque le annate sono diverse dal 16 anni fino a 21, giocatori scelti che riteniamo che sono tra i più futuribili, una tradizione di basket Codroipo, perché è bel posto, perché abbiamo eccellenti condizioni qui, siamo ospitati bene anche dalla società, anche dalla città, signor sindaco, e perché anche ci sta bene di essere in una città tranquilla, senza molto movimento, casa, chiesa e altre cose, dormire, mangiare e allenarsi 2 volte al giorno. E poi ci ritroveremo probabilmente a ottobre e novembre un'altra volta. Questa non avrà ufficiali competizioni perché è fatta di diverse generazioni dal 16 fino a 20. Questo è solo lavoro di preparazione di futuri nazionali per la squadra nazionale A. Un onore ospitare la nazionale italiana di basket, un onore per lo sport di Codroipo, per i moltissimi volontari che in tutti questi anni si sono adoperati per rendere grande la pallacanestro a Codroipo e lo stanno facendo ancora oggi, e la dimostrazione è appunto quello che potete vedere alle mie spalle. Un grande talento friulano che farà il proprio esordio in nazionale, parliamo di una produzione locale, Gabriele Miani. Speriamo sia questo un ottimo auspicio per tutto lo sport, non solo per la pallacanestro di Codroipo, ma per l'intero sport del Friuli Venezia Giulia. Ho fatto personalmente l'in bocca al lupo a tutti quanti i ragazzi che ho visto già essere dei campioni, alcuni militano già nelle serie superiori con ruoli importanti di capitano e quindi ha augurato loro un futuro radioso non solo nello sport ma anche nella vita. Dal Medio Friuli per Euroregione News, Marco Mascioni. Euroregione News.